Quinta corsa è la prova riservata ai gentleman, la prova del trofeo Gentleman for Life. Sono in 10 cavalli anziani a reclamare al via. 1 Arta Terme Jet Michela Rossi, 2 Turbinelle P Roberto Michelotto, 4 Venusia Jet, 3 Aleandro Lor Rebecca Dami, 4 Venusia Jet Massimo Bressan, 5 Byron Di Poggio Matteo Zaccherini, 6 ASL Riccardo Tommasini. Seconda fila 7 Ragazzo dei Sogni di Giampaolo Carlotto, 8 Blue Light Vittorio Miniero, 9 Zagor MTT Stefano Lago, 10 Annie Pan Filippo Monti. L'allineamento è completato, l'Autostar entra in addirittura e si parte con l'errore di Byron Di Poggio. Sbaglia anche Annie Pan. È veloce ASL che va subito a condurre numero nei confronti 5, di Aleandro Lor, mentre filtra dalla seconda fila Zagor numero MTT 10, Annie che Pan, va squalificato. a puntare in avanti. C'è l'anticipo però da parte di Aleandro Lor che va probabilmente a sfilare su Asia LL. Dopo i primi 200 metri passati in 15,5, tutto sommato tranquilli, con Aleandro Lor che ora conduce, Zagor MTT all'esterno. Lungo i birilli c'è Asia LL, quindi ancora Turbine LP a precedere Arta Terme Jet, Ragazzo dei Sogni, quindi Blue Light alla retroguardia Venusia Jet. Si completano i primi 600 metri, si viene al passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Aleandro Lor, pungolato al largo da Zagor MTT, lungo la corda è Asia LL, quindi Turbine LP avanti ad Arta Terme Jet che muove dai birilli gli 800 in 1:1 appena abbondante, con Aleandro Lor che mena le danze. Al largo sempre Zagor MTT, lungo la corda ASL, Arta Terme Jet in pariglia a precedere Blue Light quando siamo al chilometro, passato in 1:16,5 da Aleandro Lor che prosegue all'avanguardia con al largo Zagor MTT in uno schema di gara che è cristallizzato. Lungo i birilli c'è sempre ASL con a fianco Arta Terme Jet, Aleandro Lor in vantaggio, Zagor al largo, viene via Arta Terme in terza ruota, perde qualcosa sulle battute svelte della dritta di là ASL, si muove Blue Light sulle tracce di Arta Terme Jet, la piegata conclusiva con Aleandro Lor che si difende da Arta Terme che arriva forte a centropista, Aleandro in vantaggio, attacca Arta Terme, sbagliato Zagor MTT, Arta Terme che va su Aleandro Lor e nei pressi del palo passa Arta Terme Jet, viene a vincere nei confronti di Aleandro Lor. Al terzo posto c'è Blue Light. 2 minuti spaccati sul mio cronometro per il successo di Arta Terme Jet. Michela Rossi che dopo la vittoria da proprietaria di Balsamo Leone viene a vincere come driver. Il training è sempre di Salvatore Valentino che fa il doppio immediato. Cristian Venturelli questa volta alla proprietà della 6 anni da Ken Workentin che sul palo giustizia di un'incollatura. Aleandro Lor al terzo posto Blue Light 1-3-8, l'ordine di arrivo molto probabile della quinta dall'Arcoveggio.